Buonasera a tutti, avevamo parlato ragazzi ieri del fatto di quella nube che stava entrando in Europa a causa dello scorso 8 agosto quando in Russia è esploso, non sappiamo cosa, ma qualcosa del rutenio 106. Si era detto anche che era un disastro peggiore di Chernobyl, però posso assicurarvi che ho trovato delle fonti molto attendibili che dicono che per quanto riguarda almeno l'Europa, l'Italia non avrà conseguenze su questa cosa che è successa. In effetti, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha fatto tutti i test possibili e inimmaginabili. Quindi diciamo che da noi ragazzi non arriverà nulla in effetti. Quindi possiamo stare sicuri di aver paura di questo, diciamo, questa paura che possa succederci qualche cosa a livello di radiazione in effetti, perché non rischiamo davvero nulla. Quindi è una cosa giustamente buona per noi, però non sappiamo per gli altri paesi che cosa ci sia. Questo no, questo è un aggiornamento del tutto italiano. Quindi noi come diciamo paese italiano non dobbiamo preoccuparci perché nella nostra area perlomeno fino ad oggi non ci sono alte concentrazioni di questo, diciamo, questa nube diciamo altamente radioattiva. Quindi dicono che è stata una cosa locale che starà sicuramente nei dintorni dalle loro parti, ma fin qui in Europa, almeno in Italia, non ci sta ancora nulla. Quindi dicono loro dopo un mese ci doveva stare, quindi Europa loro possono pensare anche Norvegia, Finlandia e altri luoghi, ma in Italia perlomeno non ci sta nulla. Quindi ragazzi, mette- da una parte è buono, però speriamo che sia dappertutto. Ragazzi, vi auguro buona serata e una buona notizia ogni tanto ci vuole. Ciao a tutti.